L'ultimo cammino insieme, la bara di Adriano Scandellari ricoperta di fiori bianchi e accompagnata dalla moglie che nemmeno per un secondo, come un pilastro, ha mai smesso di sostenere le figlie. Una famiglia che ha ricevuto l'abbraccio di un'intera comunità che oggi ha salutato Adriano, non l'ingegnere specializzato, ma Adriano, uomo buono e razionale di una fede incrollabile. Toccante il ricordo all'inizio della funzione fatto da Don Daniele Cognolato, il parroco, suo grande amico. Mercoledì scorso abbiamo chiuso il feretro, abbiamo salutato il suo volto. Nella stessa ora nella quale abbiamo chiuso il feretro e salutato Adriano, un fulmine ha colpito il nostro campanile. L'orologio si è fermato. Quell'orologio che regolava lui. La chiesa gremita e il sagrato con migliaia di persone che attraverso il maxischermo hanno partecipato all'addio del 57enne vittima della strage sul lavoro della centrale idroelettrica di Suviana. Presenti anche le autorità locali. Durante l'omelia Don Daniele ha ricordato l'impegno in parrocchia di Adriano Scandellari e la sua capacità di ascoltare, il suo essere sempre scrupoloso e attento negli affetti come nel lavoro. Un uomo di una ragione così sottile e profonda. E mi veniva da chiedere come in tutta questa ragione ci fosse spazio per la fede, una fede così certa e sicura e stabile. Ti accompagniamo oggi, Adriano, e parliamo con te, parliamo ancora con te, perché nei tuoi occhi noi abbiamo visto, siamo stati visti, riconosciuti, nel dettaglio, non nella semplicità, nella banalità, nella superficialità, ma profondamente. Nel passo del Vangelo letto dal fratello di Adriano, Don Leonardo Scandellari, la storia dei discepoli di Emmaus che ripartono grazie all'esempio di Gesù. Durante la preghiera dei fedeli il pensiero torna alla tragedia di Suviana e alle sue vittime con la richiesta di garantire a chi lavora una sempre maggiore sicurezza per svolgere al meglio la loro opera. Ma Adriano era soprattutto un papà e alla fine Don Daniele ha letto le parole scritte dalle sue figlie adolescenti. Siamo tanto fieri di te e siamo consapevoli dell'attenzione, dell'impegno e della dedizione che avevi per il tuo lavoro e per tutti i lavori manuali che svolgevi, segnati da una preparazione e da un grande ragionamento. Anche se è passata una sola settimana, sentiamo tanto la tua mancanza. Ci mancano i tuoi abbracci, il tuo profumo, la tua voce che riscaldava i nostri cuori e il tuo sguardo che ci trasmetteva tranquillità, serenità, gioia e amore. Non smetteremo mai di pensarti e di guardarti. Sii sempre con noi, vivrai per sempre nei nostri cuori. L'applauso della comunità cerca di alleviare il dolore della famiglia, ma è soprattutto un applauso di riconoscenza per l'esempio di umiltà e dedizione di Adriano Scandellari.